questo pomeriggio, penso in questo momento, anzi è stato fatto un'ora fa circa, il ponte della Venezia su Rio Cosighe viene aperto al traffico veicolare e ripristinata la regolare viabilità ante intervento. L'annuncio a sorpresa è arrivato durante la risposta alle domande di attualità ad orologeria, quella del consigliere di Belluno al centro Sebastiano Marotto, che avrebbe voluto fornire un assist all'assessore Franco Roccon a inizio seduta, ma la discussione sulla necessità di dare seguito alle domande di attualità a fine consiglio ne ha vanificato lo scopo, perché la rimozione delle transenne che dal 1 febbraio scorso hanno interdetto il transito sul ponte della Veneggia non è passata inosservata e la notizia, in men che non si dica, ha fatto il giro della città. Ci sono voluti 81 giorni di tempo, qualcosa in più rispetto alle previsioni, per completare i lavori di rifacimento del manufatto che sono stati condizionati dal maltempo di febbraio e marzo. Impossibile per l'impresa eseguire quelle lavorazioni che richiedevano buone temperature e un meteo favorevole per il consolidamento delle due spalle di destra e di sinistra, dove sono stati inseriti micropali e agganciata e posata la passerella ciclopedonale non ancora completata. La viabilità ciclopedonale verrà aperta sulla passerella appena effettuato il collaudo, che avverrà a breve. L'assessore Roccon ha ringraziato per la pazienza cittadini, attività commerciali e di servizio per avere collaborato sostenendo i naturali disagi che il cantiere ha inevitabilmente comportato. Ringraziamenti estesi anche al personale tecnico e delle manutenzioni del comune, oltre che alla polizia locale per l'assistenza fornita durante il periodo di chiusura del ponte bypassato grazie alle deviazioni del traffico su via Ugo Neri.